Tiziana Russo, candidata nella lista 100 passi per la Sicilia nel collegio di Agrigento. Siamo allo sprint finale. Che campagna elettorale è stata? Una entusiasmante campagna elettorale in mezzo alla gente comune, comune come sono io, una candidata che vuole parlare il linguaggio delle persone in mezzo a quel territorio che ha, come dire, l'onore, che vuole avere l'onore di rappresentare. Questo è il senso della nostra candidatura, chiedere, entrare nelle vite delle persone, chiedendo il consenso, deve avere poi come conseguenza la responsabilità e il grande onore di rappresentare quel consenso che si chiede. Purtroppo questa nostra terra in questi ultimi anni sembra avere avuto una carenza di rappresentanza e noi lì vogliamo dire ai nostri elettori che ci saremo anche dopo giorno 5, che saremo lì a rivendicare quei diritti che ci sono stati negati negli ultimi anni. Mi riferisco al diritto all'istruzione, al diritto al lavoro, al diritto ad una vita normale in una terra che purtroppo di normale negli ultimi anni ha poco. Lei è stata in giro per il territorio agrigentino, ecco, che idea si è fatta, quali sono le criticità, le principali emergenze che ha potuto toccare con mano? Ma noi abbiamo le emergenze che noi tutti, noi cittadini normali che viviamo nella provincia di Agrigento e che quindi ogni giorno facciamo le cose normali e non ci andiamo a chiudere così nei palazzi della politica, sappiamo quali sono le criticità: la mobilità, la viabilità, il diritto all'istruzione, le scuole fatiscenti, il diritto alla sanità. Ecco, noi siamo in una provincia in cui la sanità è ai minimi termini, sia per quello che ha combinato Crocetta, sia anche perché proveniamo da governi prima di Crocetta ugualmente devastanti. Bene, allora noi dobbiamo essere lì da presidio per questi diritti irrinunciabili. Se noi rinunciamo al diritto alla sanità e ad un diritto alla sanità serio, e allora noi non abbiamo più motivo di ritenerci cittadini normali. Ultimi giorni di campagna elettorale, ecco, quali saranno le sue tappe per parlare agli elettori? Quelli dell'ultimo mese, sempre gli stessi, in mezzo alle strade, in mezzo ai cortili, nelle case, comiziando come si faceva una volta, e poi naturalmente i mezzi moderni. Però questa campagna elettorale purtroppo io non ho visto in giro, se non noi, altri candidati di altre liste, naturalmente tutti chiusi a fare conferenze, al chiuso, nella preoccupazione che magari le manifestazioni non riuscissero. Bene, noi questa preoccupazione non ce l'abbiamo, noi vogliamo essere in mezzo alle strade, in mezzo alla gente, a raccontare qual è la provincia di Agrigento in questi giorni e quale vorremmo che fosse. E noi non facciamo promesse eclatanti, noi parliamo di cose normali, vorremmo che fosse e che tornasse ad essere a piccoli passi una provincia normale. Per questo chiediamo il voto per la lista ai 100 passi, per me che sono candidata nella lista ai 100 passi, ma per la lista ai 100 passi, per cominciare piano piano con questi 100 passi a svoltare l'angolo di questa provincia.